macchina che allinea i concorrenti e si prepara allo stacco che avviene sotto le tribune. Allo steccato Narbona FG viene superata da Yari Ref, a cui stanno si profilano Peneghen, Lobo, Maumada, a largo di tutti gli altri lui si infila bene, ma si getta di galoppo Napoletano, Guasimo. Prima curva, l'eroe Napoletano, che coinvolge un altro concorrente con Yari Ref, Narbona FG, nelle prime posizioni. La squalifica che coglie l'11 e il 12, ultimi due dello schieramento, Yari Ref che conduce 15-1 i primi 200 metri, Peneghen al largo, poi Narbona FG e vede a tutti gli altri, si presenta minaccioso al largo, Gladiator Luscura, chiedere strada a Yari Ref dopo 500 metri di corsa, Gladiator e Massimo De Luca che vanno a insistere su Yari Ref e passano di forza dopo 600 metri, tutto sommato abbastanza tranquilli, con la spesa relativa per Gladiator Lux sulla condizionante Yari Ref, Peneghen, Lobo Maumada e via via tutti gli altri che percorrono 800 metri di gara. La seconda frazione in 30, un 800 in 1,3 scarsi, si va per il paletto del chilometro, un giro dalla fine, Gladiator e Massimo De Luca, poi ancora Yari Ref, il 5 di Peneghen, il 6 di Lobo Maumada, Narbona FG che avanza al largo, l'errore del 10 Olympus Saika che si elimina, prova ad infilarsi Michelia che proviene dal retrovia, in coda a tutti, gli 8 di Melodi Vecchiari, in coda al gruppetto che prova a farsi avanti nell'ultimo giro. Comunque Gladiator Lux, Yari Ref, Peneghen e Lobo Maumada, dei primi 4 allo steccato, Narbona che sono a mezza ruota, l'anticipo di Peneghen sul resto del gruppo, ma le posizioni tendono a non variare, un quarto in 30 e mezzo dal lungo di Gladiator, lo segue bene Yari Ref, Peneghen anticipo sul Lobo Maumada, ancora via via tutti gli altri, prova Peneghen al largo, Narbona FG che prova a seguirlo, poi Lobo Maumada, Gladiator Lux ancora bene, saldo battistrada su Yari Ref che lo segue bene da vicino, Peneghen di dentro Lobo Maumada che infila Narbona FG, poi ancora via via tutti gli altri, con Gladiator Lux che percorre la retta opposta in 14,8 a lungo per Gladiator, di dentro Yari Ref che prova a spostare, Peneghen che rimane sul passo, ancora Lobo Maumada che probabilmente andrà a correre in retta d'arrivo con Narbona FG che ha perso leggermente qualche battuta, entrando in retta d'arrivo Gladiator Lux e Massimo De Luca allungano su Yari Ref e Peneghen, di dentro Lobo Maumada, Gladiator Lux che viene attaccato nel finale ma si difende molto bene da Yari Ref al terzo.